riforniva i suoi clienti calando cestini con cocaina da un viadotto della tangenziale di Padova. Arrestato dagli agenti della squadra mobile uno spacciatore, un 23enne algerino, nella zona della tangenziale nord. Una settimana fa gli agenti avevano scoperto dentro alcune intercapedini della struttura una cinquantina di dosi di cocaina nascoste insieme a un bilancino, sostanze da taglio, una mazza da baseball, un macete e una pistola a salve. Dopo una serie di pedinamenti in zona, hanno notato il frequente via vai di auto. Le vetture suonavano il clacson e dall'alto veniva calato un contenitore di plastica legato ad una corda con all'interno la droga. Gli uomini della questura hanno prima fermato due consumatori, un 24enne e un 44enne, a cui hanno trovato addosso le dosi di cocaina appena acquistata. Si sono poi infilati nell'intercapedine del pilone per fermare anche lo spacciatore. L'uomo ha cercato di scappare tentando un salto di quasi 4 metri d'altezza, inutilmente perché è stato raggiunto e bloccato. Sul posto sono state trovate 10 dosi di cocaina e 330 euro in contanti.